Hai mai pensato a tutti i meccanismi psicologici che frenano la tua capacità di desiderare? È molto difficile individuarli perché sono molto profondi, legati ad esperienze passate, sogni infranti, che oggi rischiano di paralizzare quel momento geniale e creativo che è la produzione dei desideri. Vedi, il nostro corpo, al contrario di ciò che si pensa, ha una propria coscienza, una sua memoria che ci condiziona, che condiziona la nostra mente e il nostro stato d'animo. È un circolo vizioso che dobbiamo imparare ad interrompere per riprenderci la nostra identità e il nostro modo di essere, la nostra libertà e le nostre emozioni. Ed il modo migliore per risvegliare il nostro corpo, per invertire questa tendenza, è fargli fare qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che non rientri nella routine quotidiana. Il ballo quindi diventa un'ottima soluzione, naturale e divertente, per farci uscire dagli schemi e per tornare a ritrovare noi stessi, uno stato di felicità da vivere nel presente, che ci permetterà di riappropriarci anche della nostra vita sociale e delle relazioni, facendoci sentire prima di tutto persone vive e non più dipendenti da fattori esterni. Liberati dai pensieri e lasciati andare e dedicati sempre il tempo che meriti.